Ciao a tutti, sono Marina, educatrice al Museo Civico di Montebelluna. Oggi vi mostrerò come realizzare la decorazione a sbalzo di una lamina metallica come questa, come facevano i Veneti antichi. I materiali che ci occorrono sono matita, taglierino, forbici, tappetino morbido, lamina per sbalzo e un set di immagini a piacimento. Le immagini che noi abbiamo scelto sono state tratte dalle bellissime decorazioni di un reperto conservato qui al Museo Civico, la situla di Montebelluna. Ma che cos'è una situla? È un vaso a forma di secchio utilizzato dai Veneti antichi. Qui potete vedere la sua ricostruzione realizzata da Stefano Buson. Il materiale fondamentale che non può mancare è la lamina per lo sbalzo, che non è altro che una speciale lamina in alluminio che potete trovare in cartoleria. In commercio è presente in vari formati, per questo con forbici o taglierino potete ricavare la dimensione che desiderate. Iniziamo il nostro lavoro prendendo il tappetino morbido e appoggiandolo sul nostro tavolo. Sopra di esso appoggiamo poi la lamina per lo sbalzo con la faccia di colore rame rivolta verso l'alto. Infine prendiamo il nostro disegno a scelta e cerchiamo di centrarlo sulla laminetta. Vi consiglio poi di prendere un piccolo pezzo di scotch e di utilizzarlo per bloccare il tutto. A questo punto cominciamo con la realizzazione del nostro disegno prendendo la matita e andiamo semplicemente a ricalcare il disegno stampato. Quindi ripercorriamo l'intero contorno, in questo caso di un dettaglio del fiore, in modo da ottenere sulla faccia color rame l'esatta riproduzione del nostro disegno stampato. Il nostro lavoro però non è ancora finito. Dopo aver realizzato l'intero contorno della figura, come potete vedere, è arrivato il momento più magico, cioè dare vita al nostro personaggio. Come fare? Realizzando la seconda parte della lavorazione a sbalzo. Quindi togliamo il pezzo di carta e non facciamo altro che girare la nostra lamina. Quindi di fronte a voi troverete la parte argentata. Riprendete la matita, che mi raccomando non deve mai avere la punta troppo affilata, e andate a dare appunto rilievo alle parti che secondo voi sono più belle, più importanti o più decorative. Come fare? Semplicemente ripassate con una certa forza gli elementi prescelti, in questo caso il tondo e poi l'elemento vegetale, questo bel fiore. Schiacciate bene, non abbiate paura e per rendere il tutto ancora più bello e ancora più vivo potete dedicarvi anche al ripassare l'intera figura, quindi il contorno che prima voi avete ripreso dalla parte stampata. Quindi non solo riempiendo alcune parti speciali, ma poi anche dedicandovi al profilo, in questo caso dell'animale. Continuate con calma. Per poi scoprire il risultato. È arrivato quindi il momento di svelare il risultato del nostro bellissimo lavoro a sbalzo. Pronti? Come potete vedere, il nostro giovane cervo ha preso vita. È in rilievo. Bene, ora che la tecnica dello sbalzo non ha più segreti per voi, io vi ringrazio per aver seguito questo tutorial, aspettiamo i vostri like, i commenti e magari anche le foto dei vostri lavori e non mi resta altro che dirvi, mi raccomando, seguite i prossimi tutorial del museo e a presto!